Adesso c'è da trarre le conclusioni. Siamo due persone a sorpresa. L'assessore alla cultura Elisabetta Contini, che ringrazio enormemente per il suo impegno e la sua disponibilità. Io vedo. A voi vi chiedo che cosa portate indietro da questa serata. Allora, io mi sono fatta aiutare molto da Torino adesso. Allora, io devo dire innanzitutto grazie a Andrea. Io gli ho fatto un discorso e oggi lo confermo assolutamente perché a maggior ragione quando ci siamo visti Andrea mi ha prospettato un po' quello che era il suo percorso. Non l'avevo percepito al massimo, perché come dici tu forse bisogna viverlo per capire certe cose. Quindi quando Andrea mi ha detto io mettevo in discussione un po' quella che è la storia del folklore, io ho detto che è ignorante, perché io l'ho detto ieri, lo confermo, io non so granché di quello che è la storia del folklore, comunque della tradizione del ballo sardo, comunque del costume sardo. Ieri sono entrata in crisi, lo dicevo a Tonino prima, mi hai smontato una conoscenza sbagliata effettivamente e quindi nell'ascoltare diversi relatori mi sono resa conto che effettivamente mi mancavano molti pezzi o comunque io da persona che va a vedere lo spettacolo, chiamiamolo così, del ballo sardo l'ho sempre visto come uno spettacolo folcloristico. E ascoltando ciò che avete detto ieri, un po' quello che è stato detto oggi, mi sono resa conto che giustamente come insegno io ai miei bambini a scuola la cultura è fatta anche di grande conoscenza e per poter conoscere è importante mettere in movimento quel motore di ricerca che è la condivisione, che è il mettersi a confronto e soprattutto mettersi in discussione. Questo è stato fatto ieri e oggi, a me ha fatto molto piacere perché poi come dicevo ieri la nostra storia, lo stesso costume sardo ci racconta una parte della storia del passato che è importantissima. Prima quando descriveva la pipa del nonno io pensavo a quanta storia c'è dietro ogni pezzo della nostra cultura. Poi adesso mi sono divertita, chiedevo appunto a Tonino la motivazione di questo ragazzo che andava a dare il colpo all'altro e scappava, quindi ho detto un po' tipo la storia della saga di Retta, quando facciamo un gioco di saga di Retta uno rimane solo e quindi effettivamente oggi l'ho osservato con degli occhi diversi, le altre volte lo guardavo punta e basta e questa volta l'ho capito, quindi ben vengano veramente questi momenti in cui ci si mette a confronto e come dicevate ieri ciò non significa che non vada bene l'uno e l'altro, sono due aspetti diversi, c'è a chi piace un aspetto, c'è a chi piace l'altro, però è importante conoscere quella che è l'origine della nostra tradizione sarda, quindi grazie a tutti. Grazie. Tonino non sapeva nulla. Noi tutti, almeno io lo considero davvero un grande, ha fatto tanto per il folklore e soprattutto per il ballo campidanese. È un giudizio da lui che sia brutto o bello ci vuole. Te lo chiedo. Visto che ci siamo, aggiungo una cosa su balli locali. È una curiosità, insomma, ovviamente questo tradisce chiamiamola mania un po' ricercare. Io provengo da San Mazzari, però San Luri ad esempio non è molto lontano. A San Luri, su balli locali il maschio praticamente che inizia il ballo ha in mano una scopa. Quindi fanno un passaggio di scopa e quando praticamente finisce il ballo avanti in scopa, praticamente sul pezzo di mano in mezzo, questa va questa è una curiosità. L'altra curiosità che abbiamo scoperto, insomma, tramite anche Cristian Brunche, è il professor Pillai, che questo ballo a inizio Ottocento veniva chiamato su balli su flori, proprio perché il ballerino entrava a dare il cambio e consegnava un fiore al ballerino che poi dava il suo posto. Quindi informazioni, grazie per l'informazione che possiamo. Sì, naturalmente quello che stava al centro, rimaneva al centro da solo, subiva anche una penitenza, non vi dico le penitenze perché qualcuno me l'hanno descritta, ma ve la risparmio. Per il resto, io sono felicissimo, sono circondato da tanta bellezza, abbiamo
trascorso 2 giorni veramente intensi di cultura e di consapevolezza in più. Quindi questo è quello che si voleva raggiungere, e mi sembra che ci siamo riusciti. Tocca non ti fare meglio, tocca non ti fare del giusto. Perché veramente non c'è nulla, è andato tutto magnificamente bene, e si tratta solo di insistere su questi percorsi, perché chiaramente sì, c'è ancora molto da fare. Chi ha iniziato tanti anni fa, chi inizierà al giorno d'oggi, la Sardegna, grazie a Dio, se ci riserva delle belle cose. Noi abbiamo solo il dovere di tramandarle nel modo migliore possibile. Poi ovviamente c'è di mezzo tante cose, perché essere consapevoli nel fare queste cose non è semplicissimo. Anche perché no, vabbè, se c'è una cosa che ieri in effetti non abbiamo detto, ma io la consiglio, lo stavo dicendo prima con degli amici, spesso siamo portati a dire che la nostra cultura, questa cosa che ci riempiamo spesso troppo la bocca, la nostra cultura, in realtà queste manifestazioni le prendiamo da chi veramente ha vissuto quella cultura, e quindi chiaramente è molto difficile, qualsiasi percorso tu faccia è molto difficile, perché spesso si prende solo quello che si ha a disposizione e spesso si prende quasi tutto, per cui i risultati sono quelli che Andrea sempre elenca. Però io non dispero, c'è ancora da lavorare, c'è ancora da fare. Adesso il 15 dicembre sarà un altro tassello dove aggiungeremo qualcosa e quindi andiamo avanti così. Grazie a tutti. Voglio solo finire dicendo una cosa, e come ho finito il primo intervento, il risultato di tutto questo processo di studio, verifica, confronto non è quello di riproporre le tradizioni popolari così come erano, perché è impossibile, sono cambiati i propri contesti, semmai è quello di avvicinarci il più possibile a come erano. Gli errori di interpretazione possono esserci, ma sicuramente gli errori saranno meno di quelli fatti senza nessuna nozione e senza punti di riferimento storici. Adesso solo un minuto per i ringraziamenti. Ringrazio l'amministrazione comunale, l'assessore alla cultura Elisabetta Contini, grazie, la Proloco di Quartuccio, Sara Casti per avermi prestato l'abito da donna che è esposto qui, Anna Orru invece mi ha gentilmente prestato l'abito maschile, una bella rarità, grazie Ignazio, grazie Cristiano, grazie Dino, grazie Marco Fanti, grazie Susanna, grazie Cristina, grazie Barbara, mia moglie. Grazie a Matteo Presidino, grazie a Antonio De Sì e grazie a Pietro che non c'è, ma mi ha portato via. Grazie a tutti. Allora, la serata prosegue con i balli, giusto il tempo di organizzare la sala, insomma toglieremo le sedie e organizziamo un piccolo buffet, ho detto piccolo, quindi non esagerate.